Bueno, estamos acá en el curso de italiano para principiantes y para todos, porque la verdad es que está abierto. Es un curso de italiano para jóvenes vénetos, es el objetivo, pero es totalmente abierto y vamos a estar incluyendo gente desde Vicenza, desde aquí, desde Buenos Aires, desde Santa Rosa, donde está la profesora Isabel Musitani. Y después desde varios otros lugares, de Córdoba y de otros lugares, eventualmente de Venecia, de Padua, de donde vayamos haciéndolo. La idea es seguir un curso formal, pero también seguir un curso junto a este, que sea ir siguiendo los distintos lugares y los contactos que tenemos con Vicenza. Una de las cosas importantes che viene ora è la festa di Iotto. E acá in este sentido adesso comincio a parlare un po' in italiano perché qui, ora comienzo a parlare in italiano, perché qui c'è presente Ferruccio Sechin, che è il presidente dei Vicentini nel mondo, dell'ente Vicentini nel mondo. Grazie Ferruccio per essere qui e ti lascio la parola per raccontare un po', per salutare. Grazie tantissimo per partecipare di questo corso. Grazie, grazie. Beh, intanto un abbraccio e un saluto, ecco, da Vicenza. Mi fa tanto piacere vedere che siete così intraprendenti e attivi. Come da buoni discendenti veneti non si sta mai fermi, ma c'è sempre qualcosa da fare. Quindi complimenti. Ecco. Ho sentito che iniziate oggi un corso cosiddetto di italiano, ma ho anche scoperto, parlando con la vostra professoressa, che è un corso particolare perché si baserà su delle letture e quindi avrete modo di approfondire la lingua parlata, che è chiaramente una lingua ben diversa rispetto ad alcuni decenni fa. Ben diversa nel senso che, come tutte le lingue vive, hanno una loro mutazione continua. Quindi è un bel sistema per imparare, come credo sia molto importante per voi seguire un corso di italiano. Perché? Perché l'italiano è una delle lingue, non sembra, ma più ricercate. Dopo l'inglese, ovviamente, che è universale, e dopo un francese che è in fase calante, è lo spagnolo che invece si mantiene sempre a grandi livelli di conoscenza, viene proprio l'italiano. Quindi l'italiano, che non è l'ultima delle lingue, ma vi permette anche di conoscere meglio la nostra Italia e di gustarne le straordinarie bellezze. Ecco. Il corso credo che vi porterà anche in giro per il nostro Veneto, il nostro Vicentino. Io ho già detto che sono disponibile come associazione madre a darvi una mano. Ecco. Se vorrete approfondire la conoscenza di qualche nostra bella realtà, voi sapete ad esempio che Vicenza è patrimonio UNESCO per le ville del Palladio, ma noi abbiamo tantissime altre realtà che sono straordinariamente belle, ecco, dall'altopiano al Ponte di Bassano ai castelli, che bellissimi posti, tanta storia, Marostica, eccetera. Ecco, quindi contate sulla nostra fattiva presenza. Ho sentito poi con piacere che festeggerete, come quest'anno, che la pandemia lascia un qualche spiraglio, la festa degli Otto, ecco, la festa della Madonna di Monteberico. È bellissimo ricordare l'attaccamento che c'è dei nostri emigranti alla Madonna di Monteberico. Domenica scorsa, proprio 6-7 giorni fa,
abbiamo consegnato la targa d'oro al sottosegretario, al segretario, scusate, di Stato Vaticano Pietro Parolin, il braccio destro del Papa, per essere un illustre vicentino emigrato, perché lui vive nella città del Vaticano e quindi tiene alto l'onore del nostro della nostra città, della nostra provincia di Vicenza a quel livello. Bellissimo, bellissimo. E parlavo con Parolina appunto dell'attaccamento dei nostri emigrati alla Madonna di Montemelco. Quest'anno mi è stato detto che lo farete il 12 di settembre, ci sarà questa messa il 12 di settembre. Beh, io lancio una ipotesi, non è un'idea. Un'idea, esatto. A Chiampo, in provincia di Vicenza, c'è una grande realtà, la Pieve di Chiampo, che è uno dei santuari più conosciuti in Italia. È sepolto a Chiampo un grande personaggio, il beato Claudio Granzotto, che ha plasmato e ricostruito la grotta di Lourdes in dimensioni naturali nel 1935, quindi 90 anni fa, 85 anni fa. Allora, in occasione delle beatificazioni del 94 si decise di costruire una grande chiesa in suo onore. Cosa che è stata fatta partendo il 13 giugno del 2001, quindi sono passati 20 anni. Il progetto sono io il progettista di questa grande chiesa che può contenere 1300 persone e che all'interno ha delle opere d'arte straordinarie, prima fra tutte i mosaici di padre Marco Rupti, che ha affrescato la chiesa di San Pio da Pietrelcina, la cappella privata del Papa, il santuario di San Giovanni Paolo II a Cracovia, la facciata della Basilica di Lourdes, quindi qualche cosa di importante e straordinario. Il 12 di settembre alle 16 italiane, quindi alle 11 orario vostro, ci sarà la benedizione, apertura e inaugurazione della chiesa, con una cerimonia particolare, con un celebrante particolare, perché sarà padre Pizzaballa, che è il patriarca di Gerusalemme. Ecco, è una bella occasione, pensateci, potrebbe anche così suggerire qualche idea in proposito. Ecco, io non vi voglio rubare altro tempo. Vi auguro un corso ben fatto. Tenete conto della nostra disponibilità ad aiutarvi anche con dei collegamenti per farvi vedere dal vivo in diretta qualche realtà di quello accennavo sei prima. vivo, perché soltanto Ecco. a volte succede che ce ne sono tanti YouTube, però non si può parlare con YouTube. Va meglio se tu puoi dirle qualcosa a Ferruccio, che è una persona bravissima, che fa delle cose e che ha fatto una persona viva, che è quello che importa, di fare il collegamento con la gente e vedere che sono persone dappertutto, che fanno delle cose, che sono imprenditori qui e là, come i nostri nonni, i nostri avi e tutti quelli. Grazie mille Ferruccio, adesso lo parlo un po' in spagnolo perché capiscano. Gracias a Ferruccio, que es el presidente del ente vicentino en el mundo, que ha participado de este comienzo de curso. Se ofreció también a participar en otras oportunidades y nos comenta, porque estuvimos comentando que hacemos la Festa de Giotto, que es una fiesta que hacemos en mi caso, de toda la vida. Y el año pasado no lo hicimos por la pandemia y porque falleció Karin Orlandi, que fue la que lo organizó durante los últimos 20 años.
y la verdad es que una amiga del alma. La verdad es que estábamos muy dolidos y no logramos hacer algo. Fue el primer año en muchísimos años que no se hizo la fiesta de Ioto, que es la fiesta de la Madonna de Monteverico, que es la Madonna patrona de la ciudad de Vicenza. Entonces, le comenté... También es nuestro aniversario, acuérdate, el aniversario También es nuestro... Círculo. Bueno, también está Luca De Biasio, que es el presidente de la Asociación del Círculo Vicentino de Buenos Aires. Gracias, Luca, por estar aquí. Acá, no sé si lo escuchaste, pero Ferruccio ofreció que hacemos la misa directamente. Podemos engancharnos, lo vamos a organizar porque recién ahora lo vimos. La misa que hacen en honor al beato, ¿cómo es? Claudio Granzotto. Claudio Granzotto, que se hace directamente desde il pueblo, ¿cómo si llama il paese? Da Chiampo, Da Chiampo, cioè provincia di Vicenza, dove c'è il santuario della Pieve di Chiampo. Entonces se va a hacer una misa grande porque se inaugura ese santuario. Entonces podemos hacer algo desde allí directamente y la misa, participar de esa misa, o por lo menos de alguna parte de esa misa. Veremos después cómo organizamos. Así que excelente, la verdad que muchísimas gracias, Ferruccio. Si quieres vos hablar, Luca, me encantaría. Bueno, yo tanto le doy la bienvenida a todos. Gracias a Ferruccio, grazie Ferruccio per la tua partecipazione. È sempre un piacere averti con noi, anche se siamo lontani. Grazie Luca, grazie. Bueno, esta iniciativa que arrancó Alfredo y su hermana Isabel, a cuales los agradezco muchísimo, porque de verdad que es una gran iniciativa para evolucionar. La idea es, la pandemia ha transformado lo que es el mundo asociativo. Por mucho tiempo no hemos podido realizar las tareas y los eventos que siempre hicimos, la historia del círculo. Y hay que pensar que de acá en adelante todo va a ser un poco distinto. Y hay que renovar también la manera de concebir el asociacionismo. Esto es algo importante. La cultura italiana que todos tenemos adentro se desarrolla a través también de la lengua. Es lindo, más allá de ser importante conocer la lengua italiana, para poder acercarse a lo que es la cultura italiana y todo lo que es la cultura de nuestros avos. Y por eso me parece muy lindo que podamos realizar este encuentro, para que todos podamos de alguna forma sumergirnos en la cultura italiana. Y nosotros vénetos somos gente intraprendente y por eso siempre nos gusta hacer cosas. Y no de quedarnos encerrados con la pandemia, sino poder desarrollar nuevas actividades con toda la seguridad, digamos, sanitaria que pueda haber. Así que le doy el bienvenido a este curso. Me parece que vamos a tener que volver a entrar en el mismo link, porque esta reunión se termina en 4 minutos. Lo único que tienen que hacer es volver a entrar al mismo link que tienen y ahí arrancamos ya con la clase verdadera. Así que bienvenido y adelante con todo. Bárbaro. Bene. Bueno, Ignacio. Vi saluto. Ciao Ferruccio. ci Ciao vediamo. Luca. Ciao, grazie di tutto. Ciao Ciao. caro. Bueno, chau, chau. Ahí terminamos la reunión y empezamos de vuelta, ¿sí? Nos vemos entrando. Yo termino la reunión y arranco todo de vuelta. ¿Te parece bien, Isabel? ¿Le parece bien a todos? Bueno. Catalina, perfecto. Cristian, perfecto. Dulce, Paula, Darío, los Tomasi, que son varios, Martina y Valentina. Los esperamos. Buenos días. Sí. Quería probar ahora en estos minutos que nos quedan si mi micrófono estaba andando bien, porque a la mañana hoy no me funcionaba. Perfecto, te escuchamos óptimo. Y Mirta, no sé si te escuchamos. Ignacio, no sé si te escuchamos, pero sos el más profesional de esto. Totalmente. Acá estamos, sí. Un abrazo enorme. Terminamos la reunión y arrancamos de vuelta. ¿Sí? Nos vemos.